Articolo 452 setties in materia di traffico di rifiuti, articolo 452 octies in materia di traffico di materiale radioattivo nucleare di abbandono di materia radioattivo. Articolo, quindi questi possiamo tranquillamente prendere a uno alla volta, ma sono l'equiparazione delle aree ambientali a quelli di mafia. Personalmente ho incontrato il ministro dell'ambiente Orlando, ha parlato con le persone che sono sulla terra dei fuochi, ha parlato con le associazioni, lui ha detto che entro 10 giorni, a partire da 3 giorni fa che l'ho incontrato, già ci saranno nuovi pacchetti che vorrebbe insistere per portare avanti la problematica della terra dei fuochi. Non dico che c'è stata quella disponibilità, ma già il fatto che come primo atto sia venuto sulla terra dei fuochi mi fa ben sperare. Ovviamente su questo vi racconto questo epilogo perché è simpatico come cosa. Sono stato in Corte di Cassazione, abbiamo conosciuto i magistrati di Corte di Cassazione, hanno detto non abbiamo mai visto parlamentari che vengono qui a prendere nota di quello che noi diciamo. Abbiamo visto soltanto portaborse che vengono qui a prendere 2 punti e andare via. Quando hanno visto 8 parlamentari della Commissione Giustizia stare lì in silenzio, immobili, a prendere nota di quello che succedeva, sono rimasti esterrefatti. Ci hanno fatto i più grandi complimenti per il lavoro che stiamo facendo. Grazie. Questa proposta di legge sarà online da lunedì prossimo e da lunedì prossimo ovviamente potrete condividerla e portare delle modifiche che credete che possono essere di aiuto a questa proposta. Quando questo, grazie. Dicevo che vanno poi avanti le cose e sono state formate 14 commissioni che in qualche modo tendono a supportare il lavoro dei nostri terminali. Una di queste è la Commissione Giustizia che si è riunita giovedì scorso e ha elaborato la proposta che è stata presentata. Ora ci sarà Patrizia Valeria Messina che relazionerà quello che è stato deciso e che è stato discusso in quella serata. Prego. Premesso che noi siamo contentissimi che venga presentato questo disegno di legge di cui condividiamo assolutamente le finalità e speriamo che appunto questi criminali vengano definiti criminali e vengano assicurati alla giustizia. Però dobbiamo anche dire che la giustizia purtroppo in Italia, anche quella penale, per questo abbiamo formato la Commissione Giustizia, sappiamo come funziona, nel senso che non funziona. E quindi sostanzialmente per assicurare alle patrie galere le persone passano circa 10 o 15 anni. Allora, una proposta che è stata avanzata dal nostro collega amico Giuseppe Ravenuta, che è un avvocato, era quella di inserire nel testo unico degli enti locali una sanzione particolare per gli amministratori locali di decadenza automatica dalla carica qualora non si attivano per interrompere gli sversamenti illeciti. Cioè tra le varie cause di decadenza dalla carica che già ci sono si dovrebbe aggiungere questa. Questa è una proposta che è stata condivisa da tutto il gruppo, che dovrebbe essere anche un attimo deterrente per queste persone che per anni sanno e fanno finta di non vedere. Però se hanno una sanzione del genere può essere che vedono. Il processo Lago Uniti c'erano parecchi della pubblica amministrazione che erano con prove coinvolti, quindi dico che anche semplicemente la sospensione da incarichi pubblici, io l'azzardo così poi serve proprio veramente uno studio, poteva aiutare anche a trovare le responsabilità più veloci. La Commissione l'altra sera ha fatto un distinguo tra quello che è l'aspetto giuridico, che in questa prima fase può sembrare anche un po' duro da digerire, e quello che è l'aspetto di iniziative, di lotte sul territorio. Noi non siamo qui per ora in questo momento discutere proposte perché non ce la potremo mai fare, per cui l'unica proposta che noi potremmo fare questa sera, ed era anche frutto di questo incontro, è quella di attivare un tavolo di lavoro dove tutti sono ammessi. Quindi l'importante è capire che se riteniamo valido mettere insieme tutte le intelligenze che hanno lavorato intorno a questi processi, organizziamo dei tavoli di lavoro, un tavolo di lavoro in cui ci incontreremo e proporremo Salve, allora intervengo perché faccio parte della Commissione Ambiente al Senato
e con Bartolomeo abbiamo partecipato anche all'incontro in settimana con un collaboratore del ministro Orlando. Abbiamo parlato dei roghi tossici e abbiamo detto che cose fondamentali, oltre al rendere i reati ambientali equiparati ai reati di mafia, si deve agire su diversi fronti. Abbiamo parlato del monitoraggio. Prima ho sentito che si parlava proprio del controllo, che forse tu hai parlato in riunione. Io gliel'ho fatto presente perché noi il 2 maggio presente c'era anche il dottor Cafagna della Procura di Napoli, che è la persona detta proprio al controllo e al monitoraggio dei roghi tossici in Campania. Lui in quella sede ci ha detto che dopo un anno di lavoro si riteneva anche abbastanza soddisfatto, perché dopo diversi controlli era sceso un po' il numero delle denunce per i roghi, che c'erano stati 8 arresti nel 2012, 50 controlli in aziende. Noi già all'epoca, ma gliel'ho ricordato anche al dottor Calvisi, ho detto per noi è niente, 8 arresti in un anno non rappresentano nulla per il numero sconsiderato e esagerato di roghi presenti sul nostro territorio. Per noi sembrava una minima cosa. Quindi... Lei faceva un rilievo molto interessante, che poi lo stesso che facevamo anche noi, ti ricordi, alla riunione generale di Ercolano, in cui nel mio piccolo intervento dissi: ragazzi, se domani mattina entrasse in vigore la migliore normativa non italiana ma nel mondo sui reati ambientali, cioè all'epoca non eravamo ancora, diciamo, opposizione, c'era ancora l'elezione di Grasso, del Senato, del Presidente della Repubblica, quindi c'erano scenari diversi. Adesso, diciamo, siamo forza di opposizione parlamentare, quindi non abbiamo manco potere, diciamo, esecutivo, perché non stiamo al governo di fatto. Quindi immaginiamo che noi riuscissimo a fare scacco matto all'esecutivo e che domani mattina ci votano a maggioranza tutti quanti la nostra migliore proposta sui reati ambientali, la normativa. Che cosa succede? Come hai detto tu, andremo incontro a una serie di problemi legati proprio alla funzionalità della giustizia, cioè a come funziona la giustizia, ma non volendo entrare nel merito di quello che sollevavi tu, che è molto tecnico. Una cosa molto semplice, basta essere avvocati e vedere come funziona il tribunale. Cioè tu fai file chilometriche solo per andare a fare una notifica, andare a prendere una notifica. Tornando all'argomento di cui si sta parlando, io personalmente mi trovo in una zona che in linea d'aria mi trova a circa 2 km dall'inceneritore di Acerra. Non c'è bisogno della giornata estiva per portare il ministro Orlando per sentire la puzza, si sente tutti i giorni l'odore nauseante di plastica bruciata. Giornalmente verso le 4:25 di mattina, quando c'è l'aria fresca, uno come si passa una sigaretta tossica fuori al balcone. Io ho fatto un'analisi innanzitutto delle capoluoghi di provincia, suddividendoli praticamente tra nord, centro e sud, e notando praticamente che la crescita è stata diciamo abbastanza costante. Se prendiamo l'esempio il nord, i capoluoghi di provincia Brescia, che non erano presenti alle scorse tornate elettorali amministrative, Brescia ha ottenuto il 7,3%, che è un risultato abbastanza lusinghiero. Vicenza, e sappiamo le spinte autonomistiche della regione Veneto sono abbastanza forti, oltre alla presenza della Veneto, ottiene il 6,5% a fronte di un 2,3% delle precedenti elezioni, quindi praticamente con un dato positivo del 4,2%. Treviso ottiene un 6,9% contro un 3,6% delle precedenti elezioni, con un saldo diciamo positivo del 3,3%. Al centro praticamente abbiamo Roma con 12,4% contro il 2,6%, Siena all'8,6%, ancora al 15%, Massa al 12%, Pisa all'8,35% e Viterbo al 5,93%. Fanalino di coda al sud purtroppo è Avellino col 2,5%, mentre Barletta ottiene un 8,2%. Ora, una volta esaminati i capoluoghi di provincia, sono andato a fare dei riscontri su. Al nord, per esempio, abbiamo che comuni di Milano, Arese che prende l'8,62, Bresso il 7,08, il Cinisello Basso il 12,59. Al centro praticamente abbiamo anche dei risultati abbastanza positivi, con Valconara a 4,54, Porto San Delpino al 10,78, dove il dato è purtroppo praticamente è un attimino più di tendenza bassa, purtroppo è proprio la provincia di Napoli. Prendiamo Castellammare, prende il 2,39%, a Fragola praticamente prende il 2,04%, Campania prende l'1,97%, Portici è in controtendenza perché prende il 4,97% tra i comuni campani, uno di quelli che ha riscontrato un maggior successo, Calvizzano l'1,91%.
Allora, ovviamente qualcuno potrebbe obiettare che il sud è un terreno molto più difficile in cui praticamente conquistare terreno non è difficile. Questo è giusto, ci sono dei dati di fatto che non possono essere controvertibili, come la presenza della delinquenza organizzata, fanno quello che viene chiamato ethos del familismo morale, laddove praticamente sappiamo che nei piccoli comuni, pure nei comuni diciamo medi, ci sono delle famiglie che comunque da sempre detengono il potere e non praticamente tendono a mollarlo in un certo senso, e quindi possono controllare il voto a loro piacimento. Però anche nel sud ci sono delle sacche praticamente che stanno cominciando ad emergere, laddove per esempio Conversano, provincia di Bari, prende un 4,92%, dove Modugno, sempre in provincia di Bari, prende un 5,64%. Lavello, provincia di Potenza, prende addirittura un 12,33%. Facciamo un salto in Calabria, in provincia di Cosenza, dove Corigliano prende un 5,71%. E ultimi due dati li abbiamo in Sardegna, dove Semini prende il 17,06 e va addirittura al ballottaggio, mentre Macro, in provincia di Nuoro, prende un 7,42%. Ora il perché di questa analisi? Perché secondo me praticamente il dato preoccupante, e ci dobbiamo praticamente lavorare sopra, ci dobbiamo porre praticamente dei quesiti, è perché praticamente a Napoli il movimento si è cresciuto diciamo meno sostanzialmente rispetto praticamente alle altre regioni. Ci sono delle ragioni che tutti quanti conosciamo, queste ragioni sono valide anche per gli altri paesi del sud. Al sud invece il movimento bene o male in alcuni posti sta crescendo. Io credo che questi dati ci debbano far riflettere in generale al sud e in particolare a Napoli, ci debbano far riflettere su come praticamente il movimento dovrà in un certo senso cercare di portare avanti il proprio discorso e cercare di fare proselitismo per crescere in numero e soprattutto creare quella famosa base dalla quale praticamente partire per poi praticamente cambiare la politica e cambiare praticamente la misura in cui tutti quanti noi crediamo che debba essere fatto. Era solo questa l'analisi. Allora io dico che fate tutti questi calcoli, questa fase è proprio una cosa inutile al massimo, cioè è una cosa pure dell'Italia, cioè noi ci facciamo del male da solo. Noi viviamo in una regione dove la classe politica, la casta non riesce più ad allearsi, non riesce più a fare comunella e la gente ci scende. Dove la casta ancora, come in Campania, come succede oggi in Campania, dove è ancora viva, dove è ancora forte, dove le movimenti sono ancora così eclatanti, non riusciamo a avere questi risultati come lei diceva, ma non per la questione nostra, non ci dobbiamo fare nessun esame di coscienza. Soltanto per fare intervenire una persona che credo che rappresenti veramente il movimento dal primo momento all'ultimo, che sta nascondendo, sta là dietro, però che abbia ricevuto il miglior risultato in Campania, chi più di lui possa spiegare realmente il risultato. Allora, è un po' difficile intervenire su questa questione perché siamo ancora un po' emotivamente coinvolti, quindi insomma qualsiasi riflessione è ancora una riflessione troppo a caldo, anche perché in questi giorni si sta ancora lavorando per il ballottaggio, quindi la stanchezza e ancora l'impegno è totale. Inutile dire che insomma, un po' di rammarico c'è per quello che è stato il risultato, ci aspettavamo qualcosa in più, non tantissimo per la verità, perché noi avevamo già messo in conto che non avremmo raggiunto assolutamente quei risultati delle politiche, pensavamo di raggiungerne poco meno della metà, cioè pensavamo di raggiungere intorno al 10%, 10-12% e mettere 2 consiglieri, se ci andava bene 3. È chiaro che non era questo, cioè questo è il nostro obiettivo, non è stato raggiunto. Sulle motivazioni credo che sia questo l'argomento proprio che interessa a tutti. Sono di diversa natura, ovviamente. Ovviamente quella più immediata che io ho anche a caldo commentato sul nostro comunicato, che poi abbiamo percepito da subito, perché chi non sta sui territori, nel senso che non esce quotidianamente a incontrare la gente, non si può rendere conto, ma noi abbiamo vissuto la campagna elettorale delle comunali contemporaneamente alla maturazione di un'idea che stava avvenendo nei cittadini in ambito nazionale, perché quotidianamente quando incontravamo i cittadini la gente ci dava risposte
opinioni, sensazioni su quello che era l'andamento nazionale. E noi da subito abbiamo segnalato che c'era una percezione negativa da parte dei cittadini su quello che su come veniva visto il movimento e su come l'attività del movimento veniva percepita dai cittadini, che ovviamente tante cose non le conoscono, hanno semplificato la comunicazione, hanno semplificato il messaggio e siamo apparsi di fatto poco affidabili dal punto di vista di forza di governo, di impegno concreto. Perché la percezione della gente è che noi ci siamo messi dietro a questioni un po' insomma, più limitate, perché la questione della diaria, per noi io l'ho vissuta veramente giorno per giorno, ho visto maturare nella testa della gente tutte le espressioni. Allora, il meccanismo del problema è che la comunicazione che hanno percepito non è stata delle migliori, e questa, siccome noi siamo un movimento che nasce una spinta emotiva e una spinta ideale molto forte, e quando non c'è quella radicalità sul territorio costante è chiaro che noi paghiamo subito, cioè è immediata, perché l'umore della gente, soprattutto perché l'attenzione e di qualcosa di più, le aspettative che i cittadini avevano, che noi abbiamo creato, non noi, cioè che Grillo ha creato, perché poi bisogna dire questo, cioè fondamentalmente Grillo è riuscito a creare un'aspettativa enorme da parte dei cittadini. Allora, questa aspettativa, accomunata al fatto che non è stato chiaro il nostro messaggio, ha creato da questa forte attesa, da questa forte emotività che si è creata nei cittadini, una delusione altrettanto forte, e noi questa l'abbiamo pagata. Noi abbiamo però comunque avuto un ottimo successo, perché abbiamo ottenuto 2200 voti come candidato sindaco e 1900 come lista, che è il 5% di lista e quasi il 7% come candidato sindaco. Ed è stato un risultato che è frutto del lavoro che abbiamo fatto, del gruppo, della squadra che si è messa in campo, che ha lavorato veramente solo in questi anni, ma soprattutto nell'ultimo anno, dove siamo stati veramente molto, molto presenti sul territorio. Questo significa anche che la presenza comunque è fondamentale. Su questo poi dobbiamo anche ragionare e sfatare anche certi tabù. L'aspetto organizzativo è fondamentale. Noi abbiamo una grande energia emotiva, una grande energia ideale, però questa grande energia, se non riusciamo a dargli le gambe e le forme organizzative da poter esprimere sul territorio tutta la potenza che noi abbiamo, perché noi a confronto a loro noi siamo 1000 volte superiori. Noi quando parliamo di idee, quando parliamo di progetti, quando parliamo di etica, cioè questi diventano piccolini al nostro confronto. Il problema è che non riusciamo a organizzarci sul territorio in forme stabili, in forme strutturali, tale da poter dare forza a questa energia che abbiamo dentro. Perché quando io parlo in termini organizzativi parlo, ecco, una sede è fondamentale avere uno strumento di comunicazione costante sul territorio, quindi avere dei punti di riferimento, crescere anche nella formazione delle persone. Dall'altra parte noi avevamo 547 candidati contro 547 candidati, praticamente aveva fatto il calcolo, aveva un candidato ogni palazzo. Questa è la cifra contro cui abbiamo dovuto competere. Io credo che di fronte a queste dinamiche noi dobbiamo sperimentare e organizzarci meglio. Questo l'abbiamo pagato, ho visto anche altri risultati della provincia di Napoli, e su questo ovviamente insomma io credo che l'esperienza che abbiamo maturato, che hanno maturato anche gli altri, sarà sicuramente a disposizione del movimento, perché una delle cose che noi possiamo vantare rispetto agli altri è proprio questo, di fare rete, e spero che da queste esperienze, soprattutto per i comuni che verranno, nasceranno delle opportunità nuove per capire dove sono stati dei difetti delle nostre mancanze, perché non possiamo pensare di essere stati perfetti. È vero che vige molto sui comuni questo meccanismo clientelare forte, veramente insomma, però anche sulla nostra vita abbiamo sperimentato che ci sono tantissime brave persone che per i motivi che dicevo prima non ci hanno scelto, hanno preferito scegliere qualcun altro. Una cosa fondamentale, noi, ed è un messaggio di fondo che vorrei dare, noi dobbiamo lavorare su 2 livelli, però i 2 livelli devono andare sempre insieme, mai privilegiarne uno.
Il primo, quello più immediato, è quello del consenso, perché anche è quello importante. Se non c'è consenso ovviamente non c'è possibilità di misurarsi. L'altro livello invece che non dobbiamo mai perdere di vista, che poi è la nostra mission di riferimento, noi non facciamo attività politica per amministrare le città, quella è una conseguenza. Noi facciamo attività politica per formare i cittadini, per rendere i cittadini consapevoli delle scelte che devono fare. Noi dobbiamo ragionare nella formazione delle coscienze. Questo è possibile, vedete che poi di conseguenza arriveranno anche i risultati.